Quarta corsia, Massimo Furcas, Atletica Mogliano. Quinta corsia, Mattia Maurizio Enricci, Treviso Atletica. E sesta corsia, Davide Battistoni. E nel disco Atletica Federico Fiorini, Maschera, un atleta di prove multiple che ha il suo secondo lancio per la Bentegodi. La quarta serie vedrà il via Enrico Serato in corsia 1, Gregorio Zanchetta in 2, Alberto Pagotto in 3, Massimo Furcas in 4, Mattia Enricci Maurizi in 5, Davide Battistoni in corsia 6. 37,76 lancio di Fiorini. Ed ora sarà il turno di Costantino Ughi, Bruniera Fiorentagli, che è l'atleta che ha la miglior misura di accredito. Parte la serie numero 4 intanto. Io direi di continuare a seguire la pedana del disco dove c'è Costantino Ughi. Vediamo il suo lancio. Un lancio direi molto buono, vicino sicuramente ai suoi limiti. È interessante vedere la misura di questo lancio di Costantino Ughi. E poi potremo seguire il veterano Luciano Zerbini. Vediamo se ci sa ancora fare col disco a distanza di molti anni. Partita la serie numero 4, mentre entra in pedana proprio Luciano Zerbini. Costantino Ughi 44,93, la misura con la quale si porta al comando della gara. E in pedana nel disco c'è Zerbini. Vediamo il lancio del veterano veronese che per molti anni è stato forza alle Fiamme Oro Padova ed è stato anche olimpionico, vicino ai 40 metri, direi niente male alla sua età, non la diciamo, ma è del 60. E intanto in corsia 5 di questa serie c'è Mattia Maurizi Enricci, che con 52,68 si va ad aggiudicare questa serie. Archiviata anche la quarta serie, tra poco partiranno i concorrenti della quinta, mentre nell'asta siamo saliti a 4,40 metri e si sta facendo sul serio. Vediamo, non riesco a vedere i numeri attraverso la porta, spero sia il numero, forse sì, Mirko Basso della Bruniera Fiorentagli al suo primo tentativo a 4,40, sfortunato direi, perché è sicuramente la sua portata questa misura, mentre nel triplo vediamo il salto di Andrea Paron dell'Atletica 2000 Udine. E nella quinta serie vedremo impegnati Stefano Marchesan, Alberto Zanella, Andrea Cum, Cristian Tecuceanu, Vincenzo Conti e Federico Candeo dalla prima alla sesta corsia. Alberto Zanella, Atletica Riviera del Brenta. Corsia 3, Andrea Cum, DS Atletica. Corsia 4, Cristian Tecuceanu, Circolo Trelai Vittorio Veneto. Corsia 5, Vincenzo Conti, Atletica Biotecna Marcon. E corsia 6, Federico Candeo, Atletica Città di Padova. C'è in pedana intanto Chiara Rosa nel peso. Andiamo a seguire questo suo secondo lancio. Mi è sfuggito il primo, vediamo se è questo. Ed è un buon lancio questo di Chiara Rosa, forse al di sopra dei 17 metri se sono posizionati bene. Vediamo la misura di Chiara Rosa.
Parte intanto la serie numero 6, la misura di Chiara Rosa è di 17,49, direi niente male. Niente male, Chiara Rosa che si sta riportando verso i suoi livelli ottimali. Speriamo che riesca a superare i 18 metri, magari proprio in questa gara. E parte la serie numero 6 con Nombo, Scatolin, Mognato, Zen, Mukiri e Facchin. Ecco lì la partenza. Vediamo intanto qualche risultato e anche le serie delle staffette che poi vedremo. Si mette in luce in questa serie Alessandro Facchin della Biotecna Marcon. La serie è la quinta, comunque non è la sesta. Ed è Vincenzo Conti della Biotecna Marcon che va a vincere sfiorando il personale 53,89, aveva un personale di 53,72. Abbiamo il risultato della gara del Giavellotto con la vittoria di Massimo Ross della Bruniera Fiorentagli, il campione italiano della categoria juniores, davanti a Jordan Zinelli che abbiamo poco fa intervistato con 56,15, poi Nicola Coppetti della Sindustria Padova 55,65, Thomas Fabrici Bentegodi 52,41. Per quanto riguarda invece i 400 metri, vittoria di Laura Marotti con 56,24, Valentina Reginato seconda con 57,78, Sinta Ievissa pratica 2000 58,27, Miriam Martinicus Trieste 58,96, Samantha Bottega che si migliora ulteriormente con 59,23 e Anna Beggio con 59,65. Sono le atlete che sono scese al di sotto del minuto in questa gara. Corsia 1 Silas Nombo Treviso Atletica, corsia 2 Fulvio Scattolin Treviso Atletica, corsia 3 Riccardo Mognato Atletica. Intanto tra poco ci sarà la finale del salto triplo, mentre siamo sempre sui 4,40 e tra poco ci sarà il terzo tentativo di Mirko Basso della Bruniera Fiorentagli su questa quota. 4,40, Mirko Basso ha un personale di 4,60, quindi non molto lontano dal proprio personale l'atleta friulano su questo tentativo, e partirà tra poco la serie numero 6. Si sta misurando intanto nel peso il lancio di Alessia Roman della Bruniera Friuli-Intagli, inferiore ai 10 metri, 9,39 per l'atleta friulana. Martina Caron, una delle possibili favorite, a parte ovviamente Chiara Rosa, di questa gara. Ecco il lancio di Martina Caron. Si alza la bandiera bianca ed è valido. Vediamo la misura di questa atleta dell'Atletica Vicentina. Ancora il presidente dell'Atletica Biotecna Marcon, Guerrino Boschiero. Terzo posto, Giavellotto uomini, Nicola Coppetti, Asindustria Sport Padova. 11,30 la misura di Martina Caron, mentre vediamo la premiazione della gara del Giavellotto. Coppetti a Industria Padova, in terza posizione Jordan Zinelli, giovane del Bentegodi, e la conferma di Massimo Ross, che oggi per la verità è rimasto un po' al di sotto del suo standard di rendimento. Lui che ha un personale di 64 metri, oggi è rimasto poco al di sopra dei 56 metri e ha vinto per pochi centimetri nei confronti del ancora più giovane Jordan Zinelli, in procinto di partire per i campionati italiani, intanto di Rieti e poi le Olimpiadi giovanili in Cina. Parte la serie numero 6.
mentre sono terminati i lanci di qualificazione nel disco. Partita la gara, serie numero 6 dei metri 400, sono 10 le serie previste. In sesta corsia Alessandro Facchin della Biotecna Marcon, Nicola Zen che sta salendo in corsia 4. Nicola Zen dell'Atletica Vicentina in quarta corsia, che ora si è portato al comando e si presenta al primo posto nel rettilineo finale. Nicola Zen, Atletica Vicentina, davanti a Alessandro Facchin, e va a vincere Nicola Zen con 54,17. Nel peso siamo arrivati al terzo turno di lanci con la Elena De Lazzari. È una misura di Elena De Lazzari, che è una eclettica atleta della Sindustria Padova, che sa ben comportarsi in tutti i lanci, dal giavellotto al disco al peso. Forse il martello ancora non ha esplorato come potenzialità. Elena De Lazzari, che ha un personale superiore ai 50 metri nel giavellotto e ben sopra i 44 e 45 metri nel disco. Atletica Ponzano Autotrasporti. Corsia 3, Cristian Negro, Ailatan. Corsia 4, intanto è salita a 4,60 l'asticella nell'asta, e su questa misura va il favorito della gara, Atol Lau. Direi di portarci con le telecamere verso la pedana dell'asta, dove entra in gara il favorito della gara, Atol Lau, atleta della Biotecna Marcon, che ha un personale di 5,20 e proprio stabilito recentemente, proprio la settimana scorsa, e quindi vediamo questo suo primo salto per capire. C'è da registrare qualcosa sicuramente sulla rincorsa per l'atleta in forza alla Biotecna Marcon, che diciamo che ha allestito in questa stagione una compagine molto interessante, che potrebbe anche portarla a gradite sorprese nelle finali del campionato di società. Intanto per il momento ha già conquistato la zona della finale d'oro, e la migliore delle venete. Intanto Chiara Rosa ancora nel peso, purtroppo finisce fuori settore questo lancio, che era abbastanza vicino ai 18 metri. Dimostra comunque un gran dinamismo Chiara Rosa, che potrebbe sfociare con l'aggiustamento delle dinamiche tecniche, che sicuramente saprà mettere in atto il suo tecnico Enzo Agostini, e potrebbe sfociare in risultati superiori, o anche vicini o superiori ai 18 metri, magari vicini ai 19, che ricordiamo lei ha un personale in carriera di 19,30, quindi atleta che potrebbe anche conquistare una finale al campionato europeo di Zurigo, qualora riuscisse ovviamente a ritornare sui suoi livelli. Intanto abbiamo visto un buon lancio di Fiorini nel disco, il primo lancio di finale. Federico Fiorini, anche lui proveniente dal serbatoio di Bovolone, prezioso serbatoio per la società storica, società Bentego di Verona, in cui c'è una proficua collaborazione con la società di Bovolone del Basso Veronese. Tanto siamo con la serie numero 7 dei metri 400, e sta andando a vincere questa serie in corsia 5 Lorenzo Verratti del Coin Venezia, atleta della categoria allievi, che ottiene in questa circostanza un 56,44. Tanto c'è Atol Lau
al suo terzo tentativo, qualche problemino nel rimettere sull'asticella. Si sta misurando invece il primo lancio di finale di Zerbini. Luciano Zerbini, 38,46, 45 in questo lancio. Corsia 2, Alberto Fassina, Atletica Città di Padova. Corsia 3, Manuel Foffano, Assindustria Sport Padova. Corsia 4, Simone Vanin. Ancora non abbiamo visto in gara nell'asta Manfred Menz, l'altro degli over 5, diciamo così, mentre c'è il primo salto di finale nel triplo per Federico Ponzin, giovane allievo al primo anno di categoria dell'Assindustria Padova, che ha un buon 13,08 di personale. Sta per partire la serie numero 8, la terzultima di questa nutrita serie di serie. Facciamo anche i giochi di parole in questa trasmissione. E nel triplo c'è il primo salto di finale per Lucas Perticaro dell'Atletica Vicentina. Nel disco invece va in pedana Costantino Ughi e andiamo a seguire questo lancio. Bruniera Fiorentagli, la sua società. Costantino Ughi alla ricerca della fettuccia dei 50 metri da qualche tempo. Questo lancio è leggermente inferiore ai precedenti. È partita intanto la serie numero 8, Fassina, Foffano, Vanin, Toneguzzo, Petruzzelli, dalla seconda alla sesta corsia. Ed è proprio Petruzzelli che si mette in luce in questa prima fase della ottava serie, con un avvio deciso, un'azione molto efficace. Vediamo se riuscirà a sostenerla fino alla fine. Sappiamo 400 essere una brutta bestia per i concorrenti che spesso incorrono nell'errore di partire un po' troppo velocemente e poi magari non avere più risorse per l'ultima fase della gara. Infatti sembra essersi molto appesantita l'azione dell'atleta trevigiano di Ponzano, e c'è in corsia 3 invece che sta uscendo Manuel Foffano dell'Assindustria Padova e va a vincere con 56,58. Mentre nel disco siamo al quinto turno di lanci. E nel triplo, eccolo il salto di Dordic, che sta guidando la gara. Dordic del Biotecna Marcon, e sembra buono questo salto del croato in forza alla Biotecna Marcon. Vediamo la misura. Ancora non supera i 14, siamo ancora a 13,64 per Dordic. Mentre nell'asta dimostra tutto il suo valore Atol Lau e supera al terzo tentativo con ottimo stile, supera i 4,60. Vedremo se farà il suo ingresso in gara. Non l'abbiamo ancora visto. Manfred Menz, eccolo che si sta preparando. Anche Manfred Menz quindi è intenzionato ad entrare in gara sulla prossima misura, che sarà di 4,80. Manfred Menz, Athletic Club 96 Bolzano. Mentre nel disco è in pedana Diego Benedetti della Ponzano. Un lancio vicino ai 40 metri per lui. Ancora due serie dei 400. E qui potrebbero uscire anche delle sorprese, perché ci sono in gara in corsia 2 Matteo, in questa nona serie Matteo Menegatti del Bentegodi, Andrea Vrus della Trieste Atletica, poi Flavio Tosato dell'Atletica Riviera del Brenta, Maurizio Altieri dell'Atletica Mogliano e Luca Boldrin dell'Atletica Nevi. Soprattutto Andrea Vrus, che correrà in corsia 3,
potrebbe fornire qualche sorpresa, perché è un buon ottocentista, quindi si presume che anche nei 400 possa essere valido. E ora siamo pronti per le premiazioni? Mentre va in pedana Luciano Zerbini nel disco. Risultato importante, sta tentando i 4,80, salto con l'asta. Atollau, quindi Atollau va a 4,80. Visto come ha superato in precedenza i 4,60, direi che questa misura sarebbe di routine per lui, ma nell'asta non c'è niente di routine, perché è una specialità molto difficile da far quadrare, specie magari anche in queste condizioni atmosferiche. Parte Atollau. Eccolo che riesce a superare, i 4,80, riesce a superare i 4,80. Diciamo, siamo ancora a 40 cm dal personale. Il vento, per fortuna, anzi non è proprio una gran fortuna, è un po' trasversale, questo non è che favorisca molto l'azione del saltatore con l'asta. Mentre sta per iniziare la finale del peso, e va il giovane Filippo Vaidanis in pedana nel disco. Vaidanis, eccolo, buono questo lancio di Vaidanis, attenzione, siamo sui 43 metri, leggermente al di sotto delle sue misure. L'atleta della Biotecna, quindi lo scatto sospeso per questo atleta che sta dando grosse soddisfazioni all'Atletica Biotecna Marcona. Attenzione Andrea Bruce, Trieste Atletica, che nettamente al comando con un'azione molto efficace e anche elegante, direi. E questo atleta del triestino che si presenta al comando con un notevole vantaggio nel rettilineo finale, Andrea Bruce. Alle sue spalle il primo è Matteo Menegatti del Bentegodi, va a vincere questa serie Andrea Bruce con un tempo poco al di sotto dei 51 secondi, 51,03 per lui. Il presidente Guerrino Boschero, presidente dell'Atletica Biotecna Marcona. Mentre tra poco al terzo posto con andrà a tentare i 5 metri Atollau. Mentre quella che vediamo è la premiazione dei metri 400 femminili. Al secondo posto Valentina Reginato, due atlete dell'Atletica Vicentina sul podio. 57,78. Sintayevis in terza posizione, Valentina Reginato, e poi Laura Marotti dell'Atletica Vicentina, vincitrice. Nell'ultima serie dei 400 avremo Luca Scarabello in corsia 2, Malfi Tomadin in A3, Vito Russo in A4, Marco Francescato in 5 e Davide Brotto dell'Atletica Vicentina in corsia 6. Qui non ci sono tempi di accredito, ma Marco Francescato del Mogliano, che è un discreto ottocentista, potrebbe anche far vedere qualcosa di buono, ma anche Malfi Tomadin è da tenere d'occhio, del Bruniera Fiorintagli, che non ha tempo di accredito, ma sappiamo essere un valido corridore. Mentre nel disco va in pedana, purtroppo non è molto felice il suo lancio. Leonardo Marco Renzoni del Coin. Abbiamo l'ultima serie dei metri 400, poi le staffette 4%. Luca Scarabello, Fondazione Bentegodi. Mentre nel disco va in pedana Igor Ardetti della Trieste Atletica. Corsia 4, Vito Russo, Atletica Dolomiti Belluno.
Corsia 5, Marco Francescato. E siamo al sesto turno di salti, di lanci nel disco, mentre siamo al sesto salto anche nel salto triplo. Ed è in pedana in questo momento Gabriele Pirro dell'Atletica Malignani Libertas Udine. Attollau intanto si sta preparando a tentare per la seconda volta i 5 metri. Pirro salto nullo e parte la serie numero 10 dei metri 400. Prende ancora un po' di tempo Attollau, quindi potremmo andare a seguire qui. Questo è il lancio di Benedetti, il sesto lancio di Diego Benedetti dell'Atletica Ponzano, che vediamo, mentre è partita la serie numero 10. Attenzione a Marfi Tomadin in corsia 3 del Brugnera. Bene si sta comportando anche Luca Scarabello del Bentegodi in corsia 2, ma Tomadin è il più lesto di tutti a mettersi in moto. Marfi Tomadin al comando, ma sta rinvenendo su di lui Luca Scarabello del Bentegodi Verona. Tomadin Scarabello, mentre sta tentando il secondo tentativo sui 5 metri per Attollau. Tomadin sempre al comando e va a vincere Tomadin con 52-34. Attollau niente, rinuncia a saltare. Purtroppo il vento trasversale crea qualche problemino agli atleti in questa specialità, mentre c'è in pedana Luciano Zerbini per il suo ultimo lancio. Luciano Zerbini della Bentegodi. Vediamolo questo ultimo lancio dell'atleta veronese, veterano. Il dinamismo ovviamente non è più quello degli anni passati, ma la tecnica c'è. E andiamo ad archiviare i metri 400 maschili, mentre tra poco faranno il loro ingresso i protagonisti delle staffette. Le protagoniste delle staffette si correranno 2 serie della 4% femminile e poi 2 serie della 4% maschile. Il programma sta avanzando come da orario previsto. Siamo in leggerissimo ritardo, ma Vaidanis nel disco. No, si impenna il disco, quindi niente di buono in questo lancio. Grazie. Arrivano tanto le concorrenti dei 3000 siepi, che gara che seguirà quella delle staffette. Attollau si appresta al terzo tentativo, mentre nel triplo va al sesto salto Federico. No, non è Ponzin questo. Ponzin è quello che ha saltato in precedenza, si sta misurando il suo salto, del giovane atleta dell'Assindustria Padova. Vediamo la misura di Ponzin. 12,48 immagino sia 18,48, un po' improbabile. Ecco, è un 12,48 per Ponzin. E Abreu Herrera. Corsia 3, Cus Trieste, Carolina Bertoldo, Irene Giovannini, Nicla Musetti, Adriana Pizzuti. Corsia 4, Nati San Giacomo Banca della Marca, Anna Bonsengante, Martina Mazzuia, Caterina Bellio e Stefania Chizzali. Corsia 5, Atletica 2000, Erika Baldassi, Eva Danna, Noemi Miotto e Sintaiu Vissa. Corsia 6, Fondazione Bentegodi, Alice Zantedeschi, Anna Coltro, Alice Murari e Irene Bertoni. Tra poco entreranno le protagoniste della 4% femminile, mentre va all'ultimo tentativo sui 5 metri il
portacolori della Biotecna Marcon Atoll Lau, sì, ok. Andiamo. C'è intanto un buon salto nel triplo da parte di Francesco Fiorio della Bentegò di Verona, salto superiore ai 13 metri, mentre Atollau va al salto, poi concederemo spazio alla pubblicità prima di seguire le staffette 4%. Atollau in pedana. Niente da fare, non riesce a trovare la quadra, quindi termina la gara del salto con l'asta. È evidente che nemmeno Manfred Benz ha preso parte a questa gara, lo vediamo in tutta già vestito, per quindi non sarà. Dordic, attenzione al salto di Dordic, forse con questo salto riesce, vediamo se si alza, purtroppo si alza la bandiera rossa del giudice di pedana, quindi niente da fare per lui. Nemmeno con quest'ultimo salto Dordic riesce a superare i 14 metri. Tanto tra poco arriveranno le concorrenti della prima serie della 4% donne.